in collaborazione con Le Trésor ritira e vende borse e accessori di lusso da privati. Vi aspetta per presentarvi la sua esclusiva collezione dei nuovi capi sartoriali in via Zaccaria Bricito a Bassano. Per i tuoi regali, Biosapori ha pensato a una promozione speciale. Sabato 14 dicembre sconto del 15% nel reparto erboristeria. Scopri la promozione e i nostri punti vendita su www.biosapori.com. Biosapori è supermercato bio, erboristeria, caffetteria e ristorazione. Biosapori, il gusto del benessere. A Natale regala la qualità e convenienza di Bermax. Per rinnovo locale, liquidazione totale con sconti dal 30 al 60% anche sul reparto cerimonie. Bermax a Bassano. Ci siamo fatti in due. Parrucchiere Iuri, salone unisex a Casone di Mussolente e nuova barberia da Iuri in centro a Bassano. Da 20 anni, la cura del tuo look è la nostra mission. Les Amis, uno stile semplice e confortevole. Capi esclusivi di ispirazione francese creati con tessuti ricercati e materiali preziosi. Les Amis, a Bassano, Viale dei Martiri. Eccomi qua! Se Babbo Natale decidesse di vivere in un paese incantato e magico nel mondo, sicuramente deciderebbe di vivere a Bassano del Grappa, la città dell'amicizia per eccellenza, dove tutto in questo periodo si colora di luci, suoni, musica e gioia. Che bello, ma dove stiamo andando? A scoprire il villaggio di Babbo Natale. Lavoro di squadra e un grande impegno per questo bel progetto. Sì, ci avevano detto che era un progetto troppo ambizioso, che non era possibile, invece eccoci, siamo qua con i bambini felici, con i bambini soddisfatti, in una location, in una posizione meravigliosa, così abbiamo modo di visitare e vedere anche dall'alto le nostre colline, il nostro Brenta. Un lavoro di squadra vuol dire anche olio di gomito, cioè siamo stati proprio qui fisicamente a lavorare, ma ne siamo contenti, ne siamo soddisfatti, perché la gioia dei bambini e delle nostre famiglie per noi è veramente la cosa più importante. E soprattutto devo dire un grazie a Confcommercio e a Marco di Confcommercio, che veramente ha fatto di tutto per rendere realizzabile questa nostra idea. Assessore, buonasera. Anche quest'anno un magico Natale a Bassano del Grappa, un tradizionale magico Natale, ma con una bella novità. Sì, c'è una bellissima novità, perché abbiamo voluto far riscoprire a bassanesi e ai non bassanesi un angolo fantastico della nostra città, che è in questo percorso che voi oggi avete visto e dove si trova Babbo Natale. Quindi un angolo particolare, che speriamo poi nel tempo possa essere rivitalizzato con tante altre iniziative, perché è un luogo veramente fantastico. Certo, ma spieghiamolo bene. Allora, tutti i bambini possono percorrere questo magico camminamento che di sera poi si illumina in modo particolare come una magia. Alla fine del percorso trovano la casetta di Babbo Natale, dove possono consegnare naturalmente la letterina e trovano anche le caramelle di un Babbo Natale rigorosamente vero, che arriva dal Polo Nord. È un Babbo Natale rigorosamente vero, arriva dal Polo Nord. Gli elfi hanno costruito la casetta e sta aspettando tutti i bambini al termine di un percorso dove potrete trovare tante strane creature ad accogliervi. Certo, diamo gli orari allora. Gli orari sono il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30 più o meno, e la domenica tutto il giorno. La sera raccomandiamo, perché con l'illuminazione sicuramente è uno scorcio imperdibile. Una vera e propria magia. Grazie, Assessore. Grazie a voi, grazie.
Serena, buonasera. Da dove è nata l'idea di questo progetto? L'idea è partita quest'estate unitamente all'amministrazione di Bassano e abbiamo pensato come Confcommercio di ritrovare e riscoprire un'area fondamentale di Bassano. Più precisamente qui siamo proprio dove è nata la nostra meravigliosa città e quindi abbiamo pensato di fare l'inaugurazione con i bambini per riscoprire e sperando appunto che venga vissuta ulteriormente e molto di più rispetto a quello che è stato in passato. Sì, era estate che avete pensato a questa idea. Eh sì, per forza quest'estate, anche perché poi abbiamo dovuto coinvolgere l'associazione Palladio Florist per tutti gli addobbi e quindi ci è voluto un sacco di tempo. Due mesi di lavoro per 15 persone per realizzare questo progetto in land art. Ma che cos'è la land art? La land art praticamente ci permette di costruire, di realizzare qualcosa di incantevole, quindi andiamo a recuperare un tronco vecchio, un qualcosa di vecchio e noi gli diamo vita. Questa è la vita di un albero che è caduto 2 o 3 anni fa. Comunque tutti materiali naturali. Tutti materiali naturali per la prima cosa e quindi anche deperibili. Certo, allora qui abbiamo le renne Qui e abbiamo- poi cosa abbiamo? Allora, qui abbiamo le renne, qui sono le 9 renne di Babbo Natale. Perché sono 9. 9 mi raccomando. E adesso, poi? adesso andiamo a trovare il coro delle voci bianche dei bambini. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo, via. Ed eccoci al coro delle voci bianche, Raffaele. Brava, questo è il secondo momento particolare, un momento topico, un momento particolare. L'ideatore di questo angolo è il nostro carissimo Ferronato Leonardo. Ciao Leonardo, buonasera. Ciao, buonasera Complimenti a tutti. per il vostro lavoro, tanto per cominciare. Grazie, Ecco. mi fa molto piacere. Voi lavorate materiali naturali, il motivo? Sì, il motivo diciamo che è un po' sotto gli occhi di tutti, no? Perché vediamo che la plastica ultimamente è diventata out, no, per tutti, sicché noi è già un po' di anni comunque che tendiamo a lavorare con materiali naturali per il calore che danno, che possono dare e anche così per interpretare al meglio quello che ci offre la natura, insomma. Ma sai che ti assomigliano questi gnomi? Ma li hai fatti, dimmi a tua immagine. Sì. No, dai, che scherzo, che scherzo. Allora, No. questi sono fatti con cosa? Con del muschio, Sì. vero, è freddo, e poi? E poi c'è stata fatta praticamente un cono con della rete, praticamente, dove è stato imprigionato il muschio dentro la rete e poi ricoperto tutto quanto di nuovo, legato tutto col filo di ferro, praticamente, usato una base di tronco, come potete vedere, e una zucchetta per naso, così. Ah, che bella, io pensavo fosse plastica, invece no, è una zucca. Ecco, e noi ci teniamo proprio a usare materiali totalmente naturali. Certo, Ecco. e poi come capelli qui abbiamo dei rami di pino. Dei rami di tuia, sì, di tuia grigia praticamente. Adesso Ma a me piacciono i particolari, voglio farli vedere ai nostri telespettatori. Sì, qui abbiamo il muschio, però come potete vedere abbiamo anche delle foglie incastrate dentro e non incastrate a caso. Siete degli artisti, siete dei veri e propri artisti, complimenti. E naturalmente il pezzetto di legno la come pallina pompon. che chiude come pompon, esatto. Sì, comunque non sei la prima che mi dice che E ti assomigliano un po'. Ma sono belli, è un complimento. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. E in tempo di Natale a Bassano non possono mancare i classici mercatini. Anche per quest'anno le strade di Bassano del Grappa sono invase dai colori e dai profumi degli stand del mercatino di Natale, che si svolge dal 16 novembre al 6 gennaio 2020 nel centro storico. Il visitatore che arriva a Bassano nel periodo dell'Avvento è lietato dagli stand del mercatino di Natale esposti sia in piazza Garibaldi che in piazza Libertà. Nelle casette enogastronomiche, dove si possono acquistare tante golosità, dai panini caldi al panettone, alle specialità tipiche venete fino a prelibatezze provenienti da tutta Italia, riscaldandosi con tanto vin brûlé. Non c'è solo il cibo al mercatino di Natale di Bassano, non manca infatti l'artigianato per i decori natalizi, addobbi in legno e molto altro, così come i presepi, realizzati dalle mani di attenti artigiani che per tutto il periodo dell'evento resteranno in esposizione al pubblico.
E il nostro viaggio nella magia del Natale di Bassano termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Periscopio e vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie, buona serata. Tempo di Natale, tempo di regali, e perché non sceglierne uno di lusso ma ad un prezzo accessibile? Allora andiamo a vedere cosa ci propone Le Trésor di Bassano. Buongiorno Katia! Piacere, benvenuta Ida. Grazie, che bello il tuo negozio, ma soprattutto che belli gli accessori che vendi. Che accessori sono? Grazie, sono borse e accessori di lusso che noi ritiriamo dai privati. Porto nel cuore da un po' di tempo l'idea di creare dei capi e ho trovato delle sarte bravissime che mi riescono a realizzare, diciamo, i miei modelli. Molto bella anche per un ultimo dell'anno, ma non solo. Esatto. Ne hai altri modelli? Ne abbiamo altri modelli. Me li fai vedere? Certamente. Certo. Eccoci qua. Eccola qua. Questo è l'altro modello. Questa è un'altra gonna con il tessuto molto particolare, infatti proprio la specifica di questi miei capi è il tessuto. Di gran lusso. Anche lusso, esatto. E poi abbiamo un cappottino Chanel, tipo Chanel. Anche questo. È molto bello, molto ricercante. Un prodotto unico. Esatto. O ai miei capi ci sono anche altri capi usati, tipo un impermeabile di Burberry o una serie limitata di Burberry in oro, e poi insomma ci sono altre tante cose. Allora noi invitiamo i nostri telespettatori a fare sempre un bel giretto per vedere cosa arriva di nuovo, anche solo per curiosità. Dove ti trovano? Allora, il negozio è in via Zaccaria Bricito 27 a Bassano del Grappa. Vi aspetto tutti quanti numerosi. Nei punti vendita Biosapori ci si può lasciare ispirare da un assortimento molto ampio per comporre delle speciali ceste di Natale da regalare alle persone care, con prodotti biologici certificati, di qualità, accuratamente selezionati e buoni. Si possono scegliere panettoni e pandori tradizionali, dolci natalizi senza glutine e vegani, così come vini biologici e biodinamici, pasta di grani antichi, olio extravergine e vari condimenti, prodotti da mercato equo e solidale, miele, composte e, perché no, frutta di stagione. Tante idee regalo anche nel reparto erboristeria, dove i nostri professionisti dedicati sapranno consigliarvi il regalo più adatto a scelta tra libri, cosmetici naturali, oli essenziali, tisane, diffusori, candele, lampade di sale. Regalare benessere è il modo migliore per festeggiare queste festività. E per i tuoi regali Biosapori ha pensato a una promozione speciale. Sabato 14 dicembre sconto del 15% nel reparto erboristeria. Scoprite i punti vendita Biosapori in provincia di Vicenza. Tiene in via delle Arti 3 nei pressi di via Gombe. Vicenza in viale Mercato Nuovo e in via Giovanni Battista Quadri. Bassano del Grappa in viale Alcide De Gasperi 19 e San Giuseppe di Cassola in via Giacomo Puccini. E seguiteci sui nostri social. In collaborazione con Le Trésor ritira e vende borse e accessori di lusso da privati. Vi aspetta per presentarvi la sua esclusiva collezione dei nuovi capi sartoriali in via Zaccaria Bricito a Bassano. Per i tuoi regali, Biosapori ha pensato a una promozione speciale. Sabato 14 dicembre sconto del 15% nel reparto erboristeria. Scopri la promozione e i nostri punti vendita su www.biosapori.com. Biosapori è supermercato bio, erboristeria, caffetteria e ristorazione. Biosapori, il gusto del benessere. A Natale regala la qualità e convenienza di Bermax. Per rinnovo locale, liquidazione totale con sconti dal 30 al 60% anche sul reparto cerimonie. Bermax a Bassano. Ci siamo fatti in due. Parrucchiere Iuri, salone unisex a Casoni di Mussolente e nuova barberia da Iuri in centro a Bassano. Da 20 anni la cura del tuo look è la nostra mission.
Les Amis, uno stile semplice e confortevole. Capi esclusivi di ispirazione francese creati con tessuti ricercati e materiali preziosi. Les Amis, a Bassano, Viale de